Importanti novità sul fronte della raccolta dei rifiuti urbani a Favara. Per consentire un miglioramento della qualità del rifiuto sono stati cambiati i giorni destinati al conferimento dell'umido e del secco residuo. A partire dal prossimo 31 gennaio si procederà infatti ad una inversione della raccolta di organico e carta e del secco residuo. Il mercoledì e non più il giovedì verranno quindi raccolti organico e carta, mentre la raccolta del secco residuo viene spostata a giovedì. La variazione è stata comunicata nel corso di una conferenza stampa in municipio, presenti il sindaco Antonio Palumbo e l'assessore all'igiene ambientale Lillo Attardo. La modifica riguarda sia le utenze domestiche che quelle non domestiche. Una decisione presa congiuntamente con le imprese che gestiscono il servizio, una modifica di calendario ritenuta necessaria a seguito delle analisi merceologiche condotte in questi mesi che hanno permesso di accertare come molti cittadini smaltissero l'umido nel secco, causando un peggioramento della qualità del rifiuto e un aggravio per i costi del comune. Sentiamo l'assessore Attardo. Qualche mese fa avevamo fatto una richiesta di analisi merceologica della qualità della frazione indifferenziata, ossia quello che si raccoglieva il mercoledì, per capire cosa ci fosse all'interno. E da questa analisi merceologica è venuto fuori che circa tra il 30 e il 40% di composizione di questi, ad esempio di una tonnellata, 300 kg era organico. E quindi questo, per poter venire incontro ai cittadini, perché magari o perché qualcuno non rispetta il calendario o per esigenze, perché capiamo che l'organico può anche avere delle odori nauseabondi, quindi aspettare un altro giorno in più poteva essere fastidioso, quindi aspettare fino al giovedì. Quindi una volta che si conferisce il lunedì, diamo la possibilità di conferirlo il mercoledì, quindi un giorno in meno, in maniera tale che poi non ce lo troveremo il giovedì poi nella frazione dell'indifferenziato, quindi nel secco residuo. Quindi attraverso questa scelta siamo sicuri che otterremo un risultato positivo sia in termini di qualità della differenziata, anche in termini di quantità della frazione del secco residuo, che abbassando questa quantità quindi vuol dire meno tonnellate in discarica e ridurre i costi che ogni mese siamo costretti a pagare a causa dell'elevato peso dell'organico, perché ricordiamo che l'organico è la frazione più pesante che c'è fra tutte le frazioni dei rifiuti. Novità anche per quanto riguarda la raccolta degli abiti usati, che dopo l'eliminazione dei cassonetti stradali saranno raccolti solo presso il centro comunale di via Ambrosini, in attesa dell'attivazione di un servizio di raccolta settimanale che si terrà in 2 piazze della città, come avvenuto già nelle scorse settimane. Infine, novità anche nel settore del controllo dell'abbandono dei rifiuti. A fine mese, infatti, sarà donata a cura delle ditte che gestiscono il servizio una telecamera denominata e-Killer, che servirà a perseguire chi abbandona i rifiuti, grazie anche al regolamento che è stato finalmente approvato nei mesi scorsi dal Consiglio Comunale. Ma sentiamo il sindaco Palumbo. Come sempre si cerca sempre di migliorare il migliorabile, quindi dopo una serie di incontri anche con le aziende che gestiscono il servizio abbiamo chiesto e ottenuto alcune migliorie che non sono dettate da ipotesi ma da studi approfonditi che sono stati fatti. Quindi le novità saranno il cambio del calendario con l'inversione dei giorni del mercoledì e giovedì. Noi avremo d'ora in avanti, ma dal 1° di febbraio, quindi avremo il tempo di spiegarlo alle persone, ci saranno campagne pubblicitarie, manifesti in giro, volantini, non sarà dall'improvviso all'oggi al domani, capisco bene che le persone devono abituarsi. Avremo il mercoledì non più secco residuo ma umido, quindi umido e cartone, mentre il giovedì ci sarà il secco residuo. Adesso le motivazioni poi le spiegherà l'assessore Rilattardo, ma è nell'ottica di migliorare la raccolta e la qualità e la quantità della raccolta. A breve arriverà finalmente la famosa e-Killer. Si tratta altro che di una telecamera ad alta risoluzione, trasportabile facilmente da posizionare ovunque, che ha una potenzialità di risoluzione enorme. Questo ci servirà finalmente, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento, ci permetterà di poter fare i controlli e sanzionare gli incivili.